Ciao ragazzi, queste sono scene di vita di tutti i giorni a Corte Vittoria, dove la giornata inizia ben prima delle 6 di mattina, che è l'ora alla quale sono arrivato io. Ma Massimo Tabarini in stalla c'era già dalle 5 per la mungitura delle 80 vacche in lattazione che vengono alimentate con ciò che l'azienda produce. Quindi trinciato di mais, frumento, erba medica e un'integrazione con delle polpe della soia, tutto comunque a base naturale. Viene ricavato il latte e il latte, attraverso una cortissima tubazione, viene trasportato direttamente al piccolo caseificio aziendale e lì avviene la trasformazione in yogurt, panna cotta, gelati e formaggi. Uno in particolare oggi ha richiamato la mia attenzione. È il Verde Prato, un formaggio molto particolare, un erbolinato, che potremmo un po' definire il formaggio verde di Custozza. Perché Verde Prato? Perché Verde Prato? Perché ci troviamo in una zona tutta verde, di colline. Il verde ha dato l'ispirazione anche a questo formaggio, essendo anche verde dentro e anche buono, insomma. Beh, il latte abbiamo visto da dove arriva. Il latte sì. Ma come si fa a farlo verde dopo, Lucia? Allora, Verde Prato arriva il latte dalla stalla, vero? Lui arriva nel nostro mini caseificio che abbiamo qua, come si vede, e dopo cominciamo la lavorazione, è abbastanza lunga. Allora, cominciamo riscaldando il latte, mettiamo dentro questi fermenti particolari che sono molto pregiati, viene messo in queste fuscette e viene lasciato riposare per 15 giorni. Dopodiché viene piano piano, a mano, punzettato e fatto entrare l'aria dentro in queste forme. Il formaggio, la pasta dentro del formaggio a contatto con l'aria, l'ossigeno che si trova, comincia a lavorare, piano piano lavora e comincia a diventare verde. Nascono così le muffe, che sono muffe nobili, così. Ricordiamo. Ricorda un po' il Roquefort francese. È come un Roquefort, sì. Quasi. Perché hai pensato a un erbolinato, Lucia? Che non è cara di erbolinati il veronese. Sì, infatti ho pensato, come ho detto anche all'inizio, del verde, anche per avere anche una vetrina più ricca, insomma, abbiamo detto mettiamo anche qualcosa di nuovo, mettiamo formaggi nuovo che la gente, insomma, piace anche acquistare, assaggiare. L'inventiva però fa parte di te e della tua famiglia, perché c'è il Verde Prato, poi ci sono anche altre belle cose di vedo, anche la panna cotta. Sì, allora quando decidiamo di fare qualcosa di nuovo lo decidiamo sempre insieme, o con mio figlio che abbiamo qua insieme che lavora nel laboratorio, Carlo, e si decide facciamo questo, mettiamo un formaggio nuovo, facciamo una cosa diversa. E così prima si fanno degli esperimenti, vero? Perché si prova prima. Poi facciamo la produzione e cominciamo a mettere in lavorazione tutto quanto. È un lavoro d'equipe alla fine. D'equipe, sì. Insieme si fa forza, si va avanti, vero? Certo. Si danno nuove idee, non solo una, si confrontano anche le idee. Certo. E si dà un futuro ai figli. E si dà un futuro ai figli. È vero che c'è qualcuno che mette in dubbio il fatto che queste cose le fate voi? Sì, tantissimi, non credono che siamo noi che che produciamo tutto questo col nostro latte delle nostre mucche qua dietro. Ma perché c'è questa diffidenza? Non lo so, dopo però quando ti metti lì e gli racconti come facciamo a farli, gli dico sempre, se volete mi metto lì e vi spiego tutti i formaggi uno a uno, per cui vuol dire che
C'è il nostro lavoro dietro, vero? C'è il nostro lavoro. Questo non vi fa in qualche modo arrabbiare o sentirvi umiliati? Oddio, a volte sì, perché dico, mamma mia, dopo tutto il lavoro che abbiamo fatto dietro a farli noi, a sacrificio, però dopo dico, mi metto dalla parte di là del cliente, anche lui avrà i suoi motivi per chiedermi se li facciamo noi, sarà anche una conferma magari, per vedere se veramente li facciamo noi, ci mettono anche alla prova, tra virgolette, ci mettono, per vedere, io gli dico sempre, guarda, vi metto qua e ve li spiego tutti, ve li spiego tutti. Forse non c'è una conoscenza Forse sì, anche di cosa quello, c'è sì. dietro il balcone. Anche quello, sì. Beh, Infatti però- è per quello che mi piace avere anche un rapporto col cliente, spiegargli anche come devono mantenerli a casa, nel frigorifero, come la conservazione soprattutto del prodotto che acquistano, essendo naturale che non ha conservanti, non ha niente, è naturale proprio, naturale, come il nostro verde che facciamo, è naturale. Voi ragazzi, io alle 6 stamattina, Quelle un po' le di panicotte colazione. della Teresa, ma le panicotte della Teresa, ma dammi qua. E tu cazzarmeli sempre domani?